Bernardino Trevisano, l'autore. Pubblicazione 1718. 1718 uscito. Prima controcopertina, opponesi elemento ad elemento. Ma cosa vuol dire opponesi elemento ad elemento? Ma questo è quanto ha scritto Newton nei suoi principi, pubblicato in forma latina nel 1687 e pubblicato nel 1700 in forma inglese. Ma cosa vuol dire? Che i trevigiani, cioè che i veneziani all'inizio del Settecento conoscevano già Newton, i principi. I principi di Newton sono una cosa importantissima. Ci sono perché è importantissima per questo. Ci sono 3 principi enunciati da Newton. 3 principi, fate conto, prima pagina, 3 principi. E 570 pagine in cui tutti i fenomeni astronomici, della chimica, tutti i fenomeni derivano da 3 principi. Questa è la scienza delle costruzioni. La scienza delle costruzioni è un principio e tutte le costruzioni derivano da quel principio. Per cui c'è un principio. Ma come potevano a Venezia conoscere e scrivere quell'opponensi elemento ad elemento che è sostanzialmente il terzo principio di Newton? Lo sapeva prima di Newton. È una cosa molto importante. E questo è quello che mi fa perdere tempo e non riesco a venire fuori da questo, per cui ho voluto mostrare questa bella immagine. Ma cominciamo. Ecco qua. No, mi hai messo il Geotechnic. Hai sbagliato. No, non possiamo. Questo è, non possiamo perché l'altro contiene cose che poi sono note di qua. Vedi? Non possiamo. Non possiamo. Devi mettere... Ci vuole un'altra presentazione? Quella di finalina. Tu invece hai messo il geo finalina. Vi spiego subito. Allora. Vi spiego quando lo vedete così è più facile. Finalina. Finalina. Eccolo qua. Come comincia? Questa sia finalina? Sì, questa è finalina. Ma scusa, eccolo qua, vedi che finalina è questo? Questo qua. Mostrami questo, eccolo qua, questo non era mica questo prima. Va bene. Era andata avanti. Vai. No, avanti, è andato sull'altro. Togli questo. Questo qua. Vai. Allora, siamo qui in clima confidenziale, no? Ecco. Portati qua. Allora, mettiti davanti cosa vi devo raccontare in sostanza? Vi devo raccontare, e sarà preciso fra un momento, ma ve lo anticipo, questo. Nel 2015 la Comunità Europea ha detto al CEN 250, al suo organismo tecnico, fammi i nuovi eurocodici. Sono stufo dei vecchi eurocodici, fammeli nuovi. Con alcune indicazioni. Questi sono partiti e hanno fatto gli eurocodici. E adesso vi racconto la storia. Allora, la storia. Prima di entrare dentro la storia, qualche immagine così, tanto perché noi degli eurocodici ci appoggiamo sulle C8 per motivi che adesso vediamo. Oh, terremoto di Lisbona, 60.000 morti. L'ho mostrato perché, scusate, perdo un po' di tempo, ma dopo il terremoto del Friuli c'era un ingegnere a Padova, molto bravo, che ha costruito praticamente tutta Padova dopo la guerra, il quale parlando con me diceva, vedi, Briseghella, un terremoto non può arrivare in una grande città, perché l'uomo è così intelligente che ha fatto le grandi città dove non arriva il terremoto. E quindi il terremoto può arrivare solo a Gemona, nelle zone di montagna dove vai tu, mi diceva, perché allora lavoravo a Gemona. E figurati quanto stupido era. Nel 1755 60.000 morti. I grossi terremoti sono tutti avvenuti nelle città. Non è che l'uomo costruisca le città dove non vengono i terremoti. L'uomo se ne frega del tutto dei terremoti quando costruisce le città. In realtà è un maremoto. 3.000 morti, pochi per San Francisco rispetto alla notorietà.
200.000 morti abbiamo avuto a Messina nel 1908 e 200.000 morti anche nel 2010 ad Haiti, in un contesto sociale, guardate, incontrollabile. Ma è possibile controllare un contesto di questo tipo? Andiamo a restaurare una casa lì dentro. Ecco qua. Allora, gli eurocodici sono 10. Dunque, quando si entra negli eurocodici, si entra in Europa. Quando si entra in Europa, si entra quasi nella follia, perché l'Europa ha delle forme che sono folli. Ai 10 eurocodici mette dei nomi che assomigliano agli anni. Per cui l'eurocodice è N 1998, uno dice ma sarà uscito nel 1998, non c'entra niente. Il nome dell'eurocodice non c'entra con il numero che ha, che non è un anno. Tanto per far casino, no? Comunque, gli eurocodici sono 10, adesso li vediamo con maggior dettaglio, noi poi ci preoccuperemo solo del 7 e dell'8. Annuncio subito che l'eurocodice da un punto di vista ufficiale si chiama, quando scrivete, EN 1900X, EN. Viceversa, da un punto di vista nostro, quando parliamo, diciamo EC con il numero finale. È l'unico modo per capire, insomma. E quindi i nostri codici li diciamo EC8, mentre quando scriviamo EN 1998. È la stessa roba, però tanto per far casino. Gli eurocodici sono organizzati in vari modi, voi vedete. Prima da un punto di vista generale, questioni generali, questa sigma qua, filosofia, poi le azioni, l'insieme delle azioni, poi viceversa il dettaglio costruttivo, calcestruzzo, acciaio, strutture composte, legno, muratura, alluminio e poi da ultimo geotecnica e terremoti, con i loro simboli che dovreste ricordare. Ripeto, so che sanno tutti quanti, insomma, l'eurocodice 0, la base del progetto strutturale, l'eurocodice 1, azione sulle strutture, il 2, calcestruzzo, il 3, acciaio, il 4, strutture composte, il 5, legno, il 6, muratura, il 7, cominciamo a interessarsi, progetto geotecnico, l'8, sismico, il 9, strutture di alluminio e il 10, che non ha ancora però un numero, acciaio, vetro strutturale. L'Europa dice, ancora guardate nel 2010, ma poi precisa, questa è la Commissione europea, poi precisa nel 2015, fatemi i nuovi eurocodici. Il CEN, la normativa della Commissione, cioè il gruppo normativo della Commissione, dice va bene, li faccio, comincio a farli. Si organizza e comincia a farli nel 2015 e secondo i tempi anche che aveva le scadenze li ha conclusi entro il 2021. Sono conclusi, in realtà non ci sono, insomma, dice di averli conclusi. Per renderli poi operativi nel 2026, nel 2023 e nel 2020 qualcosa. Non ho cancellato io. E poi si concede il 2026-2028 e al giorno d'oggi dice 2030. Se ci saranno. Andiamo ancora un po' più avanti, oppure torniamo indietro. Ecco qua. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere tutta questa roba qua. In termini di pagine, quante sono queste pagine? Sono circa 10.000 pagine. Scrivere 10.000 pagine. E provate voi a scriverle, insomma. Solo il codice di cui parleremo, che è l'eurocodice sismico, l'EC8, sono 700 pagine. Controllare questa roba qua è quasi impossibile. È difficilissimo. Comunque, tutti questi codici in realtà sono stati riscritti, ma è stata descritta solo qualche riga. Quindi i vari eurocodici della forma PR sono abbastanza a posto.
Chi invece è in difficoltà è l'Eurocodice 8, perché l'Eurocodice 8, l'Eurocodice sismico, è stato riscritto da capo. Si è buttato via quello che c'era e si è fatto un codice nuovo, mentre gli altri si sono mantenuti i vecchi Eurocodici e si sono aggiornati. Quindi degli altri, l'edizione che voi forse avete, che è l'edizione 2005, 2004, 2005, è un'edizione valida, con cui potete progettare al giorno d'oggi, è un'edizione che sarà leggermente modificata in quella che sarà chiamata edizione 2020 o 2021, 2022, 2002X, con l'X da definire. Andiamo avanti. Le forme verbali. C'è una forma shall, quando leggete shall vuol dire che non dovete fare quello che c'è scritto assolutamente. Quando leggete should vuol dire invece che vi raccomando di fare così, però potete anche fare diversamente. Quando c'è scritto may, indica una cosa possibile. Insomma, l'Eurocodice usa queste tre lingue, queste parole, queste forme verbali. Nell'introduzione all'Eurocodice 8, l'introduzione è fatta molto bene, però adesso non ve la leggo, ma ve la racconto un momentino. In sostanza dice, guardate che noi non ci riferiamo a un preciso terremoto, ma noi ci riferiamo a un'azione che ci inventiamo, una cosa che può rappresentare qualcosa di simile al terremoto. La seconda invece annotazione è, state attenti che potrebbero arrivarvi dei terremoti più grossi. E state attenti che le tecniche di calcolo nei confronti del terremoto, per quanto raffinate, insomma, sono sempre tecniche di calcolo. E quindi state allerta che le cose potrebbero non andare come voi credete. Pensate, fare un codice mettendo all'inizio, guardate che forse il codice non funziona nei confronti dei terremoti. Dimostra una grande onestà, ma anche una grande difficoltà. La forma sarà sempre uguale, cioè EN 1998 lineetta qualche cosa, il vecchio nel 2004 è fatto così, il vecchio che ho io, che è qui se qualcuno lo vuole, l'unico che ho, è il PR EN 1998, quindi sismico, lineetta 1, lineetta 2, lineetta 2022, uscito dato di nascosto da alcuni studiosi nel marzo di quest'anno, che io sono riuscito, approfittando di un amico, ad averne una copia. L'unica cosa che c'è. Allora voi vi dite, ma vieni a farci una lezione di una roba che non c'è. Sì, vengo a insegnarvi una cosa che non c'è. Perché? Perché questa cosa deve essere seguita da adesso se vogliamo in 4 anni imparare che cos'è l'Eurocodice. Se vogliamo imparare che cos'è l'Eurocodice dobbiamo cominciare da adesso. E adesso vi spiego anche. L'Eurocodice parliamo dell'8, gli altri non mi interessano. Neanche il 7 che è geotecnica mi interessa, anche se è abbastanza vicino. Per chi fa geotecnica è fondamentale il 7. L'8 è diviso in 5 parti. Cosa vuol dire diviso in 5 parti? Vuol dire che ciascuna di queste parti sono un centinaio di pagine. Vuol dire che ciascuna di queste pagine è un corpo diverso. Ciascuno è un volume diverso. E, insomma, non è facile controllare un volume di 100 pagine quando ce n'è 5. Il primo di questi, sul quale mi concentrerò, per questo ho voluto prima questo, riguarda l'azione sismica. Come si definisce l'azione sismica? Voi dovete tenere presente come si chiama. Si chiama Eurocodice 8, cioè EN 1998, trattino 1. Ma qui c'è la cattiveria, proprio cattiveria. Perché sono 5, ma l'1 è quasi diviso in 2 parti, per cui c'è l'1-1 e l'1-2. Tanto per far casino, no? L'1-1 è quello che vi dà l'azione sismica, gli spettri, l'azione sismica e tutto quello che vedremo fra un po'. L'1-2 è quello che riguarda gli edifici. Se voi siete interessati agli edifici,
Quali edifici? Tutti. Cemento armato, acciaio, muratura, legno, tutto quello che c'è, è tutto compreso dentro queste 100 pagine che ho lì. Se qualcuno se le vuole vedere e vuole cominciare a studiarsele, perché in 4 anni diventeranno operative. Regole generali. Anche la geotecnica, che è un capitolo fondamentale, specialmente per voi veneziani, insomma, ma per tutti. La geotecnica in sostanza vuol dire muri di sostegno. La geotecnica vuol dire muri, vuol dire fondazioni, pali. Sono tutti qua dentro, ma è diviso in 2 parti, i cancheri, perché è l'EC8-5, però solamente per la parte iniziale, perché ha l'azione sismica diversa rispetto all'azione sismica generale. Poi, questo sulle regole generali. Poi, le regole invece di progetto. Le regole di progetto sono divise in 2 parti. Uno sono gli edifici nuovi, l'EC8 1.2, quello che ho, l'unico che ho, perché gli altri non ci sono in sostanza. Cioè ci sono, ma sono nel cassetto di qualche professore, neanche. E dovevano essere pronti lo scorso anno, poi ci dicono che noi siamo in ritardo, ma l'Europa è peggio di noi. L'EC8-2, ponti nuovi, i nuovi ponti. Ci sarà 200 pagine sui nuovi ponti. L'EC8-4 su altre strutture. Cosa sono le altre strutture? Le altre strutture sono strutture incasinate, non so, per esempio un serbatoio che porti l'acqua fino a una certa altezza, che quando arriva il terremoto l'acqua vada a sbattere, eccetera. È una struttura particolare, viene trattata in questo elemento. E poi invece l'EC8-3, esistenti, l'assessment, valutazione degli edifici esistenti. Quindi se uno vuole studiare, se uno vuole calcolare con gli eurocodici, cosa che dovrà fare, pensate, ci manderanno a mettere a posto la nazione che Putin lì sta bombardando. Ci manderanno, dicono. Perché se la sono già divise gli Stati europei. All'Italia è caduto il sud, il Donbass, e il sud, escluse le capitali che sono state date ai francesi, Odessa. I veneziani nell'Ottocento vivevano a Odessa, avevano una casa a Odessa, andavano a fare il mare, andavano a commerciare a Odessa. Gliela danno i francesi. È stata fatta dagli italiani, dai napoletani, Odessa. Gliela danno i francesi. Vabbè, è Europa, insomma. Chi è più furbo si fa avanti, evidentemente il nostro ministro degli esteri non sa neanche di che cosa si parla e quindi glielo lascia ai francesi. Noi abbiamo invece il Donbass. Figuratevi, il Donbass sarà sempre in guerra e quindi non andremo mai. Ma se andiamo dobbiamo avere un eurocodice, perché loro lì lo conoscono l'eurocodice. Tutto l'est lo conosce l'eurocodice, tutto il nord e l'est. Se andate in Slovenia, dite, come in progetti? Con l'eurocodice naturalmente. Tutte le nazioni che hanno dei codici interni un po' scadenti usano l'eurocodice. In Italia l'eurocodice è proibito. Non si può parlare di eurocodice, perché noi siamo più furbi, no? Questa è la sostanza. Vabbè. Questa struttura voi dovete averla in testa. Se voi volete lavorare con gli eurocodici, dovete avere in testa questa struttura, per cui dovete avere 5 libri, questi 5 libri dovete passare da uno all'altro, a seconda che si parli di azione sismica, che si parli di geotecnica, che si parli di edifici, che si parli di ponti, che si parli di altre strutture o che si parli di esistente. Allora qui il passaggio, state attenti a questo passaggio. L'Europa ha detto, va bene, è così, ma come faccio io a dirlo agli ingegneri? Come faccio a dirlo? All'Europa la von der Leyen dice, guarda che sono già tutti pronti, sono già fatti, te li do. E non è vero. Ma te li do, gliene dà qualcuno, ma stanno uscendo. Li dà così. E agli ingegneri che cosa fa? Fa i webinar. Li presenta nella forma dei webinar.
E quindi se qui voi avete un computer, un telefonino che è in rete, aprite EC8 Webinar. Se aprite EC8 Webinar, vi compaiono i webinar che ha fatto. Apritelo, EC8 Webinar, per curiosità se qualcuno lo apre. EC8 Webinar vi compare subito che ti dice guarda che ti ho pubblicato quello legato alla geotecnica e prima ti avevo pubblicato l'uno legato all'azione sismica. Che cosa c'è dentro questo webinar? Ci sono 5 o 6 presentazioni legate alle parti, ai vari capitoli che ci sono, per esempio sulla geotecnica. Sulla geotecnica ci sono i muri di sostegno, sulla geotecnica ci sono i pali, sulla geotecnica ci sono le strutture immerse, sulla geotecnica ci sono... E voi ve li leggete, li vedete con l'autore che ve li parla e poi ve li danno anche da stampare. Stampati, sì, ve li danno, insomma, come li chiamano. Allora, qual è la situazione attuale? La situazione attuale è questa. Entro quest'anno usciranno i vari webinar, building, bridge, altre strutture, edifici esistenti. Usciranno un mese sì, un mese no, come sono usciti questi. Vi prenotate, mi sono più prenotato, appena escono me li tiro giù e comincio a studiarli. È facile studiarli, è difficilissimo, è praticamente impossibile. Ma è quello che vi voglio raccontare oggi. Cioè, quello che vi voglio raccontare oggi è quando si parla di seconda generazione di eurocodici, è un atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti della scienza, nei confronti dell'Europa, pensando che entro l'anno saranno pubblicati tutti gli elementi che ci servono per capire l'EC8. Insomma, è un impegno notevole, è un impegno che forse non... Io me lo sono messo come impegno, ogni volta che ne uscirò uno, chiederò di venire qui e di presentarvelo. Ma oggi volevo dedicare la giornata a presentare l'insieme, non a presentare le singole parti, perché le singole parti che ho e che potrei presentare, che ho qui con centinaio di trasparenti, sono la 1.1 e la 5, cioè sono l'azione sismica e la geotecnica. Come ho ripetuto, lo possiamo chiamare, e lo chiameremo nei nostri scritti, EC8 2.2022. Se uno lo chiama EN 1998 2.2022 è ancora più bravo. Se uno intende riferirsi alle 5 parti, deve fare un trattino e indicare la parte a cui si riferisce. E chiamarlo, per esempio, EC8 lineetta 1, regole generali. Oppure 1.2 edifici, oppure ponti, oppure... Questi ancora non ci sono. C'è la promessa entro quest'anno di fare i webinar di questi webinar compariranno, li potremo tirare giù, li potremo discutere, potremo lavorare su quelli, saranno difficilissimi, ma saranno l'Eurocodice 8. Non ditevi che sono matto, perché guardate, io ho insegnato ingegneria sismica dopo il terremoto del Friuli, nel 76, mi sembra, nel secolo precedente. Non ho adottato un libro di testo, ho adottato l'Eurocodice nella forma che c'era allora. Mi sono sempre rifiutato di scrivere un libro di testo. Ho fatto gli esami di tutti gli studenti sull'Eurocodice, tutti quanti gli studenti mi hanno detto che ero matto, ogni volta che li richiamavo sull'Eurocodice mi dicevano che sono matto, e io dicevo, siete matti voi che seguite il regolamento italiano, perché con il regolamento italiano fate strutture che cadono. Non ho mai voluto parlare del regolamento italiano. Nel tempo il regolamento italiano si è molto migliorato, ma nel 76 c'era un regolamento italiano pericoloso. Ricordatevi? E io vengo da allora. Adesso, sul finire delle mie
considerazioni, mi sono messo in testa di diffondere questa nuova generazione di eurocodici che non conosco, cioè che conosco a pezzi, a pezzetti, perché con la convinzione che mi sarà data, mi sarà descritta man mano che va avanti il tempo. Entro quest'anno mi sarà descritta. Vedete che in ottobre, novembre, dicembre, ottobre forse no, ma insomma novembre, dicembre faranno i webinar, noi scarichiamo i webinar, sui webinar adesso vi mostro traccia, oppure andateveli a vedere, sono molto belli. Molto belli. Comunque, i webinar sono solamente general rules e strutture geotecniche. Strutture geotecniche, fondazione, strutture di ritegno. Voi volete fare un muro di sostegno, voi volete mettere giù una parancola, volete fare l'eurocodice, dovete seguire quello che c'è scritto. Non lo riuscite a capire, ma dovete seguire quello che c'è scritto. Strutture underground. Qui vorrei alla fine fermarmi perché è l'ultima, ma perché le strutture underground sono una cosa molto importante, sono il Mose in sostanza, ma sono una cosa molto importante perché siamo sul punto di vederne parecchio. Allora, cominciamo col general use. Io non ve lo posso raccontare tutto, perché ci metterei fino a stanotte per raccontarvelo tutto. Vi racconto solamente una traccia. Prima di questa traccia, ma questo anche lo salto, qui ci sono i punti di cambiamento fra l'eurocodice, cioè in che cosa è cambiato l'eurocodice, ma questo ve lo salto. Gli eurocodici, per esempio, prendiamo come esempio l'EC8 1.1 2022. Allora, è fatto in questo modo. C'è un'introduzione, se voi abbiamo qua il libro, lo sfogliamo, c'è un'introduzione e ci sono tre capitoli, tre capitoli che sono uguali per tutti. Tutti i 5 volumi hanno i primi 3 capitoli uguali, perché gli scopi sono la letteratura e sono la simbologia, non serve a niente. Poi, dal 4 in poi, cominciano le questioni delicate. Quindi i capitoli importanti cominciano dal 4 in poi. A fianco a questi, che sono i chapter, che loro chiamano in maniera diversa, ma sono i capitoli, ci sono gli annessi. Che cosa sono gli annessi? Quando io scrivo un capitolo, faccio per esempio per dire capitolo struttura underground. Il capitolo ha tanti punti. Quando in questi punti c'è un po' di casino, c'è un po' di difficoltà, slitto negli annessi, slitto la difficoltà negli annessi. Per cui ci sono una decina di annessi che cercano di spiegare che cosa non è chiaro nel capitolo. Perché il punto fondamentale detto dalla von der Leyen o che c'era prima è questo. Fate gli eurocodici, ma guardate che siano easy of use, che siano facili da usare. Sono impossibili, ma evidentemente c'è una cultura dove in Croazia, in qualche altro posto superiore alla nostra, dico a livello di ingegneri, a livello superiore, dove gli eurocodici li usano, li sanno, li capiscono. Andate in Austria, li capiscono. Andate nei paesi, andate in Cecoslovacchia, li capiscono. Andate persino in Ucraina, l'Ucraina li usano. L'Ucraina è parzialmente sismica. Se ci mandano in Ucraina a fare qualcosa, dobbiamo usare il codice sismico, cioè l'eurocodice, cioè questo. Comunque, easy of use. Secondo, che devono dar luogo a delle strutture economiche. Cosa vuol dire strutture economiche? Comunque, forse si sono accorti che alcuni aspetti degli eurocodici danno luogo a delle strutture un po' insomma. Quindi, secondo punto. Il terzo punto, che abbiano dentro l'attualità scientifica, cioè quello che scientificamente dal 2010 si è fatto fino al 2020.
fino al 2015 in sostanza, perché poi si fa questo. Notate che c'è una base di ipocrisia e di follia, perché se loro vogliono, come hanno voluto nel 2021, gli eurocodici, e li renderanno operativi nel 2030 o 2026, 2030, sono già vecchi. Perché la scienza in questi 4 anni avrà 2 o 3 convegni internazionali di ingegneria sismica. In questi convegni internazionali si presenteranno gli ultimi studi che contraddicono quelli che ci sono dentro negli eurocodici e quindi saranno già vecchi per definizione. Comunque, questo è quello che ci passano. Concetti, andiamo adesso, a parte la polemica, andiamo a qualche concetto nuovo. Classi di conseguenza. Prima non c'era il concetto di classi di conseguenza. Adesso c'è il concetto, in questa seconda generazione, di classi di conseguenza. No, niente. Volevo tornare indietro, no, devo tornare indietro. Per tornare indietro. Passante destro. No, perché ho schiacciato il fianco destro, ma mi ha fatto una schifezza. Non lo so, io qua come funziona. Mandami un po' indietro, dai, scusami. Dove sei qua? Precedente. Ancora indietro. Precedente. Ancora indietro. Precedente. Questo? Oh, sì, facciamo qua. Non volevo venire qui, ma possiamo anche lasciare qua. Stati limiti. Dunque, noi ci muoviamo con queste classi di conseguenza. Cioè noi dobbiamo definire la nostra struttura che conseguenze avrà e dobbiamo entrare dentro le nostre tabelle con le classi di conseguenza. Questo è un concetto nell'EC7 geotecnica abbastanza già noto. Nell'EC8 non è mai entrata la classe di conseguenza. Quindi noi avremo la classe di conseguenza. Poi avremo gli stati limiti. Avremo 4 stati limiti. Abbiamo 2 stati limiti ultimi e 2 stati limiti di esercizio. Allora, definendo lo stato limite che io vorrò fare, stato limite ultimo o stato limite di danno, andrò dentro la classe di conseguenza e sotto avrò il periodo di ritorno che devo considerare. Quindi il punto fondamentale è il periodo di ritorno. Quanto sarà? 2000 anni, 475 anni, 50 anni, quello che sarà, con quel segnale, con quello, entro dentro gli spettri. Cioè con gli spettri entro dentro col periodo di ritorno. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché non so, non mi rendo conto benissimo dove fermarmi. Ma stiamo andando indietro invece. O no? Perché vado indietro? Mandami avanti. Hai innescato qualcosa? Mandami avanti. Va bene? Avanti, 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 avanti. Alla figura. Una figura. Ecco, fermo. Voi sapete che il punto, chiunque faccia un calcolo sismico ha bisogno di avere uno spettro. Uno spettro gli dice quanta forza sismica c'è. Ebbene, la definizione dello spettro che noi abbiamo nasce dal picco di risposta al suolo. Noi andiamo in cerca del picco, il picco è 0,3, lo spettro conseguente è questo. Noi ci usiamo lo spettro a partire dal picco. Nel nuovo eurocodice non c'è il picco, non esiste più il picco. Non c'è il concetto di picco, ma c'è un concetto diretto di spettro definito tramite 2 parametri. A me vengono i sudori quando dicono questo, perché in senso di semplificazione, in cui prima avevo un picco, adesso invece ho 2 parametri. Un parametro è questo che viene chiamato S-alfa e un altro parametro è quello chiamato S-beta, che è il valore spettrale a un secondo. Quindi la costruzione dello spettro avviene tramite 2 numeri, non più tramite il picco. Il picco non c'è più. Il picco aveva un significato di dire sì, fisicamente quello è il terremoto che arriva, però l'effetto sulle strutture è lo spettro. E quindi io mi costruivo lo spettro. Adesso questo ragionamento non c'è più. Il ragionamento è
chi ti dà i numeri, e poi vediamo chi ce li dà, ti deve dare il valore spettrale, basta. Cioè ti deve dare quello che qui è chiamato S alfa. Quindi voi nelle vostre relazioni, nelle vostre considerazioni, dovete partire dall'S alfa e dall'S beta. Guardate che è molto diverso rispetto a prima. Uno dice, ma è una stupidaggine, perché basta dividere per un coefficiente e si ottiene quello di prima, eccetera. Non è così, è molto diverso. Una volta che io, e qui rimaniamo, il secondo trucco che hanno fatto, guardate che io ci ho messo una settimana a capire questo trucco, è che i disegni vengono fatti in scala semilogaritmica. Per cui questo, se noi lo portiamo nella scala nostra, è un qualcosa che è schiacciato qua a sinistra, questo qui è tutto qui schiacciato a sinistra, è un trattino qui a sinistra. E prima dicevamo, poi è un trattino e disegniamo i nostri spettri. Pensate, guardate se avete fatto una relazione, avete visto lo spettro è un trattino sulla sinistra, non ho niente da fare. Scala logaritmica. La scala logaritmica per un ingegnere civile strutturista è come una fucilata. Io non so, dobbiamo inserire i nostri dati dentro una scala logaritmica. Una stupidaggine, ma fatto per semplificare. Bisognerebbe andare a von der Leyen e dire, senti cara, tienti sta roba, perché noi così non possiamo andare avanti. Comunque, devo avere questa linea, fra un po' vi dirò chi ve la dà, e devo avere questo punto. Questo è l'eurocodice. Ma per fare questa costruzione io ho bisogno di TA, TB, TC e TD. Ho bisogno di questi punti corner e ho bisogno anche di questi corner. Perché senza questi punti corner io non lo posso costruire se uno non mi dà questi punti. No, l'eurocodice. I punti corner non è compito dell'eurocodice, è compito dello Stato. Perché ogni Stato è responsabile, c'è qualcosa? Ogni Stato è responsabile della safety, della sicurezza delle sue case. L'Italia è responsabile della sicurezza delle case di Palermo. L'Europa se ne lava le mani della sicurezza delle case, perché è compito dello Stato. Quindi la definizione di quelli che sono chiamati i l'NDP, National Determinate, cioè i valori che vi ho citato, i valori nazionali, sono fatti dagli Stati. Come si fa a scrivere un codice senza i valori nazionali? È una roba. Solo un cretino può pensare che si possa scrivere. Difatti, se io vi mostro l'eurocodice che ho, è pieno di buchi, pagine bianche, eccetera, dove c'è scritto valore nazionale, vabbè, valore nazionale. Cosa me ne frega messo un valore nazionale? Fate un valore di tentativo, scrivete qualcosa e poi in rosso scrivete la nazione, lo può modificare. No, niente. Ci sono 50 valori nazionali che vi turbano la lettura, vi impediscono la lettura in sostanza. Allora cosa vuol dire fare il webinar, presentare queste cose, presentare tutti questi cambiamenti, ma poi dire che questi cambiamenti non sono operativi perché si aspetta le nazioni. Ma le nazioni quando ci saranno? Quando gli eurocodici saranno dati alle nazioni. Ma quando saranno dati? Dovevano essere dati entro il 2021, perché dovevano essere pronti, dati alle nazioni. Quando le nazioni, tipo l'Italia, li riceverà, li metterà in un cassetto, l'eurocodice. No? Quindi noi probabilmente non ce li avremo mai. Finché la von der Leyen non dirà, beh, guardate, da domani mattina volete andare a costruire in Slovenia, volete andare a costruire in Spagna, volete andare a costruire in Africa, volete andare in qualunque parte del mondo, volete avere soldi da me, o usi l'eurocodice o io non ti do una lira. Così diranno. Cioè ci ricatta al punto da dire o usi questo oppure non ti do niente. Comunque allo stato attuale la cosa è molto difficile. Vado avanti. Guardate che questa è una delle 20 o 30 osservazioni che vi potrei fare, alla quale cedo già.
Questa è una. La seconda è che uno mi può fare, va bene, insomma, guarda, le assiste, io sono bravo, i geotecnici spesso utilizzano scale logaritmiche, ma le cose insomma, le faccio anche noi, dopo un po' si impara tutto, insomma, no? E quindi si fa anche questo. Vabbè, ma voi sapete però che quando uno parla di spettro deve parlare di terreno, perché lo spettro è legato al terreno. A, B, C, D, E, F. Quindi se io non do il terreno, non do lo spettro. Quindi io ti devo definire il terreno. Bene, bravo, definiscimi il terreno. E come, come definisci il terreno? Eccolo qua, la seconda fregata. Il terreno viene definito in funzione della velocità dell'onda Vs, cioè si suppone di dover costruire qui un edificio. Guardate che è obbligatorio anche per una casetta. Voi fate qui una casetta. Prendete lo spettro e poi dite, ma porco cane, che terreno ho? Voi dovete analizzare il terreno. E del terreno dovete tirare fuori due dati. Non ce n'è neanche uno. Dovete tirare fuori due dati. Uno è la velocità dell'onda di taglio, cioè dovete fare l'ipotesi che in profondità ci sia un'onda di taglio e che questa onda di taglio salga e arrivi al vostro edificio in funzione, con una velocità, funzione della rigidezza del terreno che avete. Funzione non lineare, perché è una funzione strana della rigidezza, comunque legato alla rigidezza. E la profondità del bedrock. Dovete calcolare la profondità del bedrock. Quant'è il bedrock? Qua così, quant'è il bedrock? 40, 50 metri, 100 metri. Bisogna cominciare a grattarsi, perché se volete fare una struttura dovete avere questi due dati, perché solo tramite questi due dati riuscite a definire A, B, C, D, E. Di diavolerie di questo genere, ce ne sono molte. Naturalmente, una volta che voi avete definito A, B, C e D, E, funzione di questi due parametri, quindi funzione di quello che vi compare come VSH e SH, bedrock che viene posto in posto convenzionale, perché il bedrock in profondità viene posto dove la velocità dell'onda di taglio supera un determinato valore. Lì fissate il bedrock. Ma chi ve li dà questi dati? Sì, ve li dà un geotecnico se è bravo, ma come ve li dà? Riesci a calcolarli? No. Allo stato attuale. Riesci a intuire che possono essere questi valori sulla base di altre misure che può fare sul suolo. Insomma, se devo costruire il Mose, vado in cerca a farlo questo qui, ma se devo costruire una casetta e ti dicono che è obbligatorio la classificazione, insomma, perché poi ci sarà anche un altro problema. Una cosa è che adesso vengono, tramite i webinar, tramite quello che vuoi, enunciati i principi, enunciate le tecniche. Una cosa è che vengono scritte, che siano scritte in maniera rigorosissima, in maniera quasi illegale, insomma, no? Perché uno le deve leggere, le deve interpretare, le deve di fronte a un giudice eventualmente dire guarda, qui vuol dire questo. Ma come fate a easy for use, a facile di uso una cosa di questo genere? Non so, io in questo senso sono preoccupato. Sono preoccupato perché gli austriaci sono qui, le digeriscono senza... ci fanno. Andate i tedeschi, si fanno, hanno mai terremoto, si fa falle. Andate i spagnoli, lo stesso, i portoghesi, sono bravi. È solo l'Italia che è impiantata, se io dovessi andare a raccontare queste cose in Sicilia, non lo so. Naturalmente, una volta che voi avete definito gli F alfa e gli F beta, che avete definito la classe, avete l'amplificazione del segnale per cui potreste dopo disegnare quello che è l'effettivo spettro che vi serve nella costruzione. Perché non vi serve quello spettro là, ma vi serve quello spettro che viene ridotto in funzione del tipo di suolo secondo queste tabelle. E poi alla fine che sarà ridotto dai Q-factor, che saranno i fattori che lo distruggono
in funzione se voi avete legno, se voi avete muratura, se voi avete cemento armato, se voi avete acciaio. Q-factor, che è Q1, Q2, Q3, che anche quello è diviso per 3. Mi sono accorto che le diapositive sono messe male, d'altra parte è difficile anche metterle. Lamberto, qui sono le 6, quindi se puoi arrivare verso il fondo. Sì, ma però qua mi dai un quarto d'ora almeno. Sì, 10 minuti, un quarto d'ora, non, no, non si 10 nega a minuti. nessuno, ma insomma... Vabbè, voi sapete che cos'è la sismicità del mondo, no? Chi ha queste rogne? Ha i paesi che sono azzurri, vedete. Quindi non ce l'hanno tutti, l'Africa ce l'ha solamente in una parte, la Russia non ce l'ha nella parte nord, ce l'ha nella parte sud, la Cina ce l'ha quasi tutta, le Americhe ce l'hanno solamente perché viaggiano per di là, quindi l'America del Sud. Ci sono padovani in questo momento che stanno progettando edifici in Cile con i loro codici della versione 2005. Ce li hanno nell'America, anche l'America centrale ha problemi. Ma chi fa queste cose? E poi questi altri che sono qua. Ecco, chi fa? È stato dato ad un sito che si chiama ESHM20 il compito di darci i dati. Quindi questo sito ha il compito di studiare, guardate questo, sono loro che fanno tutte queste cose. Che cos'è questo sito? È un cervellone totalmente aperto. Voi potete andare lì e vedere qualunque dato, totalmente aperto, ma in cui c'è la storia sismica di tutte queste nazioni, compresa l'Italia, compresa tutta la storia dei terremoti italiani e tutta la fisica, diremmo così, dell'Italia e degli altri stati. No. Guardate qui sotto, per esempio, tutti gli archi che hanno influenza. Cioè, c'è il catalogo sismico, il catalogo delle faglie attive, il catalogo delle sorgenti sismogenetiche, il catalogo del Gran Moscio, il catalogo degli hazard, il catalogo del rischio, è quello che riescono a fare gli svizzeri. Quindi, se voi volete fare una casetta, dovete andare qua dentro e farvi dare dal loro quei dati che vi servono. Oppure ve li andate voi a leggere. Le troverete quanti sono stati i terremoti lì, troverete tutto quello che c'è da trovare, perché effettivamente sono state montate con un criterio di rendere pubblico tutto, tutte queste questioni. Guardate questa tabella che fanno, è molto interessante, però bisogna saltarla, perché si dicono che il Veneto è fra le peggiori zone d'Italia. In realtà rappresentano il rischio sismico per le perdite economiche o per le perdite. Qui il Veneto è tutto quanto rosso perché abbiamo tanti soldi, perché se ci cade una casa abbiamo un grosso danno, non per altri motivi. Quindi bisogna saper leggere anche le carte. Andiamo avanti. Questi sono i valori di S alfa e di S beta con cui farete i progetti. Questi sono altri concetti che io non... e questi sono poi gli spettri che voi otterrete dopo aver fatto tutta quella fatica che vi ho detto, quando sarà possibile fare la fatica. È molto interessante anche la forma in cui danno la variabilità spaziale delle azioni sismiche, nel senso che se uno dovesse fare una roba lunga, tipo un ponte, sa bene quanto è diverso il terremoto qua. Passiamo al secondo per dare un accenno al secondo. Guardate, io sto rispettando l'idea che mi ero fatta. Bisogna dare un'idea di che cos'è normativa e poi cominciare con calma, difficoltà per difficoltà, a pelarsene. Che è questo, no? Sì. Quello lì. Eccolo qua, andiamo avanti pure. Qua e salta questa. Tac, ati teraggi, benedetto. Vabbè, cancellami tutto il resto. No, più avanti, sopra. Si va. Più sopra. Così si va avanti o si va indietro? Sopra, devi andare sopra. Ancora. No, stai andando sbagliato. Ecco, fermi qua. Vai. Geotecnica, cancella questa roba qua. Geotecnica. Io mi sono fatto questa impressione. Che i geotecnici siano dei grandi ignoranti, fino a poco fa.
erano dei grandissimi ignoranti. Per cui l'ingegneria sismica era una cosa degli ingegneri non geotecnici, solo al massimo qualcosa sul suolo, e questi ingegneri erano dedicati agli edifici, facevano edifici. Ma non è niente vero. Se dobbiamo fare un muro di sostegno, se dobbiamo fare una costruzione profonda, chi lo fa? Lo facciamo noi o facciamo il geotecnico? Ma se noi abbiamo tutta la nostra vita studiato solo gli edifici, e quando io insegnavo ingegneria sismica, studiavo gli edifici, studiavo la cerniera, ma del suolo non ho mai detto niente, adesso invece siamo in un momento in cui degli edifici tutti se ne fregano e tutti quanti studiano il suolo. Perché? Perché sono usciti dei codici di calcolo molto potenti che danno le condizioni di suolo e gli oggetti immersi nel suolo nelle forme più estese. Cioè, la geotecnica ha fatto un salto enorme, per cui la ingegneria sismica non è più lo studio delle strutture. I nonni lo facevano. Le strutture non le dobbiamo più studiare, dobbiamo studiare i suoli. Dobbiamo studiare il comportamento, dobbiamo studiare la geotecnica. Ecco, io mi sono fatto questa idea. Se sbaglio, ditemelo. Nell'avvio della geotecnica si usa molto la centrifuga. Anche qui la centrifuga, che in Italia mi sembra ce n'è uno o due, è sempre quella di Zurigo. Che cos'è la centrifuga? Perché qui bisogna sempre spiegare che cos'è una cosa. La centrifuga è un oggetto di questo genere, che aveva fatto la Krupp, e questo può ruotare attorno a quest'asse. Qui c'è un asse verticale e questo ruota, e si giostra, ruota, ruota. È controbilanciato da una parte e dall'altra parte. Quindi quando questo ruota, questa parte qua si alza, si mette in orizzontale e questa parte qua si mette in orizzontale. Dentro questa parte voi vi costruite il modello che volete provare. Il modello di muro, vi volete provare un argine, il modellino di argine, ve lo costruite qui dentro. E alla base di questo mettete un eccitatore sismico. Mettete una roba che fa la sismica. Quindi questa gira in questo modo e genera la gravità. Dentro, qua, sotto, c'è uno che lo scuote così, di questo che gira, e voi poi lo fermate, oppure avete strumenti, e vedete che cosa è successo. Pensate alla complicazione di questo strumento. Eppure si parla sempre di mettere in centrifuga le cose. Qui un'altra cosa che volevo dirvela, ma non è giusto dirlo adesso. Questa cosa è questa. Fate un ponte di questo genere, un edificio. Gli fate una grandissima fondazione, perché porco cane dovrà avere le fondazioni sicure. Voi costringete la plasticizzazione del pilastro. Il pilastro si plasticizza. È così che noi progettiamo i ponti, è così che noi progettiamo le nostre strutture, ritenendo il suolo elastico, imponendogli con delle cose enormi, il suolo elastico. Un altro vi dice, e qui così lo stanno dicendo moltissimi, specialmente i greci, ma no, stupidino, fai le fondazioni molto piccole. Se tu fai le fondazioni molto piccole, le fondazioni plasticizzeranno il suolo. Sì, ma salvano la struttura, perché se la plasticizzazione avviene nel suolo, non avviene più nella struttura, cioè la struttura resta elastica. Cioè tu salvi il ponte danneggiando leggermente, ma qui bisogna andarci dentro, il suolo. Questi sono i concetti della geotecnica moderni. Qui lo stesso esempio mi potrebbe dire, ma andiamo avanti. Qui sono stato anch'io ad Appazzari, è in un terreno rigido, l'edificio è caduto per terra, in terreno medio l'edificio si è sprofondato e in un terreno diverso invece l'edificio ha avuto una rotazione. Il perché adesso lo lasciamo perdere, visto che siamo fari. Veniamo adesso alle C8, quello che mi interesserebbe dire. Allora, la parte geotecnica è fatta da regole generali. E poi, andiamo avanti, eccola qua. Basis of design, come fa l'azione sismica, stabilità del suolo e liquefazione, fatto da questo Cainia, che è uno studioso che ha fatto i mulini a vento al nord, l'interazione suolo-struttura, che ha fatto da un famoso Gazetas, un famoso greco, le fondazioni superficiali e le fondazioni profonde, fatte da Antonio Correa, che è un portoghese,
le misure di ritegno, muri di sostegno in sostanza, fatto da Luigi Callisto, i muri, le nostre palancole, i muri che fate, e le underground structure che è fatto da Pitilakis, che è un greco. Ecco, queste sono le cose di cui oggi volevo parlarvi. In sostanza non vi parlo, vado soltanto, e qui vado verso il termine, vado solamente a questa formula, o due cose vi dico. Guardate, per quanto riguarda l'azione sismica, per quanto riguarda le strutture geotecniche, siccome le strutture geotecniche sono molto estese, non dovete prendere l'azione di un punto superficiale, ma dovete prendere con una certa formula una media di quello che succede nelle vostre strutture. Anche qui vi devo giustificare tutto questo, ma volevo solamente, porco cane, arrivare alla fine per concludere. Qui ce n'è da pubblicare per mesi, insomma. Questo è tratto dal webinar, sono tutte cose tratte dal webinar, ma io invece volevo che per un momento, guardate anche qua, come si calcola un muro di sostegno, con queste formule. Nessuno farà più muri di sostegno se deve applicare queste formule. Un muretto di sostegno. Questo io volevo mostrarvi perché, ma volevo dirvi questo in sostanza, e cioè i geotecnici hanno la palma, adesso Don Paroni sono i geotecnici. I geotecnici costruiscono modelli di questo genere, non più modelli dell'edificio, modelli di questo, in questi modelli di questo tipo mettono dentro il muro di sostegno o quello che hanno e vedono che cosa succede, inventandosi l'accelerazione qua sotto. Questo è il modo di calcolare dei geotecnici, il modo di calcolare delle strutture. E noi potremo farlo, ma elementi immersi, e qui chiudo. Per quanto riguarda gli elementi immersi, Pitilakis dice, guardate, se voi avete degli elementi immersi, tipo per esempio una galleria di questo genere, o tipo un tubo, se voi volete rimanere nella statica, voi dovete conoscere tutte queste molle. Voi queste molle non le conoscete, perché voi applicate la forza, ma dovete avere le molle per sapere cosa succede, no? Queste molle ve le do io, e quindi aspettiamo che ce le dia. Aspettiamo che ce le dia, in parte ci sono date, in parte meno, ma quello che volevo parlare, qui chiudo, è che è possibile fare roba di questo genere, per cui loro studiano, per esempio, che cosa succede se avete una faglia molto vicina all'edificio, perché sembra che gli svizzeri abbiano faglie dovunque, e che quindi ogni volta che studiano un edificio devono studiare l'effetto della faglia vicina. Con studi di questo genere, che dovremmo imparare a farli anche noi. No. E poi volevo un po' parlare di questo. Perché di questo? E qui chiudo sul serio. Perché se riusciremo mai a vedere il collegamento con l'aeroporto, il collegamento con l'aeroporto sarà fatto con una TBM immersa, resterà per un lungo tratto immerso, e quindi sarebbe bene che noi cominciassimo a presentare e a studiare e a discutere che cosa sono queste strutture immerse. Capi di queste strutture immerse attualmente è la nuova stazione di Monaco, che viene fatta a 40 metri di profondità al terzo livello delle subway che hanno loro. Cioè loro hanno linee sotterranee, altra linea sotterranea, e sotto questa stanno facendo adesso a 40 metri di profondità la terza. Dove va questa terza? Va nella piazza, avete presente la piazza del Duomo? La piazza è vicino alla piazza del Duomo, una piazza piccolissima, lì portano il treno.
Ma come si fa a portare il treno? Sarebbe come se noi ci dicessimo, beh, allora noi proponiamo di portare il treno in Piazza San Marco. E non sarebbe mica sbagliato, eh? Andiamo dentro con una TBM a 30 metri di profondità, arriviamo in Piazza San Marco. Ma Piazza San Marco è troppo grande. La piazza è piccolissima. Allora, in questa piazza piccolissima, che cosa fanno? Fanno un grandissimo diaframma a 50 metri, 55 metri di profondità. Fanno poi tutte le solette, lasciando dei buchi. Vanno poi dentro le solette, scavano tutto il terreno e svuotano tutta quanta questa struttura. E a 45 metri di profondità, trasversalmente, gli arrivano con un tubo. Ma non hanno posto per fare la stazione ferroviaria, perché è piccolissima. La stazione ha bisogno almeno di 200-300 metri. Allora la stazione la realizzano dentro il tubo. Un 100 metri di stazione, no? Allargando il tubo, praticamente voi arriverete non nella parte che corrisponde al pozzo, ma arriverete nel tubo, poi camminate, arrivate al pozzo e al pozzo vi portano fuori. Cioè, o noi ci prepariamo per queste cose. Quest'altro tunnel immerso, 18 km. La Germania sta costruendo un tunnel che noi abbiamo fatto per primi nel Mose, ma in forma ancora ingenua, con dei cassoni di 60 metri. Loro fanno dei cassoni di 120 metri. Li fanno in un certo posto, questi qua, li prendono, stanno già facendolo, li approfondiscono, eccoli qua, e ne mettono uno vicino all'altro e faranno 18 km sul mare. Allora, quello che io volevo dire, e termino, ecco qui la stazione. Dall'alto il pozzo della stazione, il Duomo è uno di questi. Guardate cosa fanno. Qui ci sono due linee qua dentro, ci sono due linee in quote diverse di subway. Una e un'altra, e questa è la terza. Cioè, eccola qua, pozzo, se si arriva a questo pozzo. Chiudo, questo è il nostro, chiudo, no, chiudo con questo, e però chiudo sul serio. Che cos'è questo? Lo vedete tutti? È New York. New York ha gli stessi problemi che a Venezia, no? New York è. Allora, l'ordine, gli ingegneri, che li chiamano ordine dell'esercito, ma è l'ordine degli ingegneri, che cosa fa? Fa un sistema di protezione, 120B. Noi abbiamo spesi 7B, 120B. Vanno dal presidente, il presidente vi dice, ma siete pazzi, gli ha stracciato tutto, buttato via tutto. Tornano a studiare 2 anni dopo, vengono con un altro progetto che è stato pubblicato nel settembre di quest'anno, di 54B, in cui invece di cinturare tutto per impedire al mare di entrare, praticamente cinturano a pezzi e sollevano un grande muro lungo tutte le zone che sono allagabili. Sono 2 criteri. È come se a Venezia, a San Marco o in giro, io faccio un muro e quindi mi proteggo. Poi però rispetto al cosa faccio qualcosa di simile nei confronti della mareggiata. Ma si rifiutano di fare la soluzione veneziana per molti motivi e fanno invece la soluzione olandese, che Venezia ha rifiutato perché a Venezia quella era visibile. Porco cane, avete mai provato a fare un disegno di quella fatto bene, visibile? Ma sono molto più visibili gli edifici che stanno facendo sulle bocche adesso rispetto alla chiusura. La chiusura superficiale, bastava un piccolo argine per nasconderla, insomma. Gli edifici che hanno fatto adesso sono molto più invasivi, ma invasivi in senso positivo, insomma, no. Si fanno alle foci gli edifici. Viceversa, qui così si è rimasti ancorati a un vincolo che ci sarebbe stato di qualcuno che avrebbe detto che sulle bocche non si possono fare niente, ma li avete provati a disegnare? Vedete che i disegni che fanno? Allora, chiudo del tutto dicendo, secondo me questi sono gli argomenti che dovrebbero essere discussi qui all'ordine, no? C'è un invito a qualcuno di studiare questi 3 grandi progetti e di presentarli. Chiuso.
Grazie professor Briserella, ci hai dato una serie di spunti estremamente interessanti e sicuramente varrà la pena di approfondire in altre occasioni successive. Sì, no, ma quello secondo me qualcuno di voi dovrebbe prepararsi, è un confronto fra Venezia, perché qui volevo aggiungere, scusate, ma per voi è un confronto fra le scelte di Venezia e le scelte fatte a New York, il perché loro hanno fatto una scelta diversa, se la nostra scelta è giusta, e il metodo. Loro l'hanno pubblicato 6 mesi prima, hanno dato 6 mesi di tempo alle persone per rispondere, per scrivere, e loro risponderanno, perché 2 anni fa hanno fatto un pre-progetto, le persone hanno fatto le loro opinioni e a tutti hanno risposto, e le risposte sono in rete. Allora, noi possiamo pensare, se scriviamo qualcosa su Cortina, che ci rispondano. Eppure gli americani lo usano, rispondere. Cioè si usa la cortesia. No? Allora però, fate questo, studiate questa soluzione, è tutta in rete, molto bella vista disegnata, e la confrontiamo, confrontatela con la soluzione del Mose. Vediamo se è vero, se era molto impattante qui a Venezia. Io non credo. Risparmiavamo una barca di soldi. Io sono dell'idea che fra 50 anni si farà. Fra 50 anni si abbandonerà il Mose e si farà questa soluzione. Forse anche prima di 50 anni. Perché se questa soluzione non ha senso, la si abbandona. Ma qualcuno deve cominciare a discutere questo, e mi piacerebbe che l'ordine scrivesse agli americani sul loro invito, perché siamo invitati a scrivere. Guardate che a Venezia noi abbiamo pensato così, 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 così. Lo sanno già. No. C'è qualche domanda che qualcuno desidera fare? Marco, vai. Avvicinati per favore. Vieni qua Marco, così ti sentono anche in... Vieni qua, vieni Marco. Allora posso darti. Marco. Scusate. Vai. Credo che la mia domanda sia quello che hanno pensato tutti in questa sala. Ho lavorato molto, quando ero giovane ovviamente, che calcolavo, adesso non mi metto più con le nuove leggi, e lei ha detto parole preoccupanti su chi utilizzava la vecchia legge degli anni 90 con le azioni statiche praticamente. Devo preoccuparmi perché ho fatto molto in quell'epoca lì. Quando non è una questione di forze. Un punto che non ho trattato è questo. Noi siamo abituati a vedere la sismica come forza, sì, che non c'entra niente. Lo facciamo, non c'entra niente col terremoto. Il terremoto è uno scuotimento. Noi lo trasformiamo in forza per comodità, perché sappiamo applicare le forze. Bene, la nuova versione, in sostanza, dice che non è opportuno passare ad avere un atteggiamento, un metodo di calcolo con le forze, ma dobbiamo avere un metodo di calcolo con gli spostamenti. Cioè dobbiamo cambiare la nostra filosofia di calcolo. Le forze, a fronte di una struttura che si sta precisizzando, tu tieni costante la forza, ma questa la plasticizzi e vai così. Allora con questa come fai a dire se sei qua o qua? Devi passare a questa. No, devi lavorare sugli spostamenti. E allora ti dicono ogni volta che, specialmente i geotecnici, muro di sostegno, lo dobbiamo fare con le forze, come siamo abituati dall'Ottocento, o lo dobbiamo fare con gli spostamenti? E il calcolo dinamico con gli spostamenti è completamente diverso, e lo si può fare adesso perché ci sono i nuovi codici di calcolo, eccetera. Cioè c'è tutta una filosofia. Per raccontare questa filosofia, io mi sono accorto che ci vuole qualche mese, insomma, anch'io a capirla. Grazie. Anch'io a capirla, però io sono in attesa che nuovi webinar specifici, webinar sull'esistente, vedremo che cosa dicono sull'esistente, anche se a dire il vero già li conosco, insomma, perché
gli autori che li fanno, li conosco, questi pubblicano già nelle loro le cose, e quindi non nella forma di Eurocodice, ma nella forma di intelligenza già pubblicata